Tiene, ci sono voluti 18 anni all'aiuto del RIS, ma alla fine i carabinieri del nucleo operativo sono riusciti a smascherare gli autori di 2 furti commessi nel 2003 e 2006, avvenuti a Monticello Conteotto e Costa Bissara. Si tratta di un 51enne pluripregiudicato di origine rom e domiciliato in un campo nomadi a Vicenza e di una donna di 60 anni di origine sinti, anche lei pluripregiudicata e residente in terraferma veneziana. La donna è risultata essere l'artefice del furto nel 2003 ai danni di un ottantenne, allora gli rubò poche centinaia di euro scappando poi con un complice. 3 anni dopo il colpo di una banda alla fonderia artistica Angelo Balbo SNC di Costa Bissara. Vennero rubate 50 lastre in acciaio per un valore di 50.000 euro. In quell'occasione i militari individuarono e denunciarono un servo di 54 anni resosi subito irreperibile. Grazie al recupero di alcune tracce di sangue ritrovate sul posto, gli specialisti del RIS sono così giunti all'identificazione dei 2 soggetti, la cui posizione oggi è al vaglio della Procura di Vicenza per il reato di concorso in furto aggravato.